perché dovevamo salvare 8.000 posti di lavoro, tanto vale l'indotto attorno al tema delle acque minerali. E il Veneto in qualche modo stava penalizzando queste realtà. In altre regioni invece questo non accade. In Friuli è un terzo della tassa del Veneto, l'Emilia-Romagna non ha tassazione. Pensate che in Piemonte quello che viene raccolto ha una tassazione di 0,30 centesimi a fronte dei 3 euro al metro cubo che il Veneto impone. Ecco che questa si chiama concorrenza sleale. Tante volte abbiamo trattato dei costi a cui sono sottoposte le nostre imprese, costrette ad andare in Svizzera, in Austria, in Slovenia. Questa volta era il Veneto a penalizzarle direttamente. Certo, sull'acqua bisognerebbe avere un'idea unitaria in Italia, perché altrimenti si assiste al fatto che le piccole aziende, magari piccolissime, a gestione familiare, sono costrette a rimanere qui e a chiudere. Le aziende un pochino più grandi e solide di famiglie venete sono costrette a subire la concorrenza sleale da parte di altri. Le multinazionali, alcune, sono venute in Veneto, come dire, a comprare qualche marchio prestigioso, ma poi ad andare a prendere l'acqua altrove perché non si paga la tassa. Ecco che il Veneto era veramente becco e bastonato.